siamo tornati in studio, ospite di oggi Emanuela Giglio, psicoterapeuta. Perché? Perché parliamo di un importante incontro per tutti i genitori, gli operatori sociali, per tutti coloro che in qualche modo sono interessati al mondo dei minori. L'incontro avverrà all'Exme di via Sanna a Pirri lunedì alle 17, ospite Stefano Cirillo. Innanzitutto cerchiamo di capire chi l'ha organizzato. Domus de Luna, che è questa associazione che si occupa appunto di minori. Dottoressa Giglio, quindi ci racconti un po' come mai è nata il desiderio di organizzare tutti questi incontri? Allora, innanzitutto Domus de Luna è una fondazione nata nel 2005 che si fonda appunto su 4 comunità di accoglienza per minori, bambini, adolescenti e madri in difficoltà con bambini e adolescenti come figli. L'esigenza di organizzare questi incontri è nata dal bisogno di condividere con tutti gli operatori del sociale un lavoro di rete per una tutela efficace del minore. Questo ciclo di incontri, Un giorno migliore sarà, infatti tratterà proprio della tutela del diritto. La locandina, se ci riusciamo, ecco qua, Un giorno migliore sarà. Si parlerà proprio del diritto di cura e tutela dei minori con professionisti insomma di notevole fama come professor Cirillo, professor Cancrini, professor Onnis. Nel ciclo passato di incontri abbiamo avuto anche professionisti di fama mondiale come Lorna Smith Benjamin. L'intento è proprio quello di utilizzare la loro insomma esperienza notevole in questo campo e di confrontarci anche con tutti gli operatori nel sociale, chiunque sia interessato alla tutela dei minori. Professor Cirillo, che sarà presente con noi il lunedì 30 alle 17 all'Exme in via Sanna Pirri, ci parlerà dei cattivi genitori. Intende parlarci delle dinamiche familiari della famiglia maltrattante e sottolineare come per una tutela efficace del minore sia importante curare non solo il minore ma l'intera famiglia, in accordo con la rete che ruota intorno al minore e alla famiglia. Lui è un'importante personalità perché è cofondatore del CBM, il noto Centro Bambino Maltrattato di Milano, nonché co-direttore di una delle più importanti scuole di psicoterapia italiane, la Mara Selvini Palazzoli. Oltre a lui, nei prossimi mesi saranno presenti con noi altri importanti ospiti come Roberto Manca della Polizia Postale delle Comunicazioni, che ci parlerà di pedofilia e pedopornografia in rete. A novembre avremo 2 terapeuti esperti nel campo delle adozioni internazionali, il 21 novembre. A dicembre, il 12 dicembre, avremo un importante neuropsichiatra di Barcellona che insieme a professor Zudas della neuropsichiatria di Cagliari si confronteranno appunto sul loro lavoro sempre in tutela dei minori. A gennaio riavremo con noi il professor Cancrini, a cui siamo particolarmente affezionati perché è direttore scientifico delle nostre comunità, e a febbraio il professor Gigi Onnis che ci parlerà di adolescenza e anoressia. Gli incontri non si fermeranno qui ma continueranno, dovremo fare una nuova programmazione per i prossimi mesi da marzo in poi. Siete tutti invitati e quindi vi aspettiamo per lunedì 30 con professor Cirillo. Il seminario è gratuito e aperto a chiunque voglia partecipare. Ecco, è importante invitare proprio tutti, anche i genitori che naturalmente non maltrattano i figli, però oggi avere un rapporto con i figli adolescenti è molto difficile. Spesso i genitori si trovano da soli, non sanno come relazionarsi con questi figli che hanno 1000 interessi, soprattutto nei social network. Sì, esatto, e quindi è importante insomma confrontarsi non soltanto tra genitori ma anche con professionisti del settore. Questi incontri diciamo che offrono un'opportunità di questo tipo, quindi sono molto utili. Certo, per incontrare magari qualche specialista a cui chiedere un consiglio, una parola, ma poi sono seminari importanti perché comunque la violenza sui minori come quella sulle donne è in continuo aumento. Esatto, sì, è in continuo aumento. Per fortuna insomma al giorno d'oggi se ne parla di più, mentre prima era un fenomeno magari più nascosto. Oggi abbiamo la fortuna appunto di parlarne di più e di poterci confrontare con professionisti di vario settore. Ecco, Domus de Luna nasce nel 2005, 4 comunità protette. Sì.
ma tanti progetti. Esatto, diciamo che il primo lavoro di Domus de Luna è stato proprio quello delle comunità di accoglienza, ma diciamo non si è fermata qui. Quindi sono stati fatti diversi progetti nelle scuole, carcere minorile, campo rom, dove con la musica e con l'arte si è cercato di portare temi importanti come appunto l'abuso, l'integrazione sociale e tanti altri. Poi pensa anche al dopo, insomma, dei ragazzi e delle mamme all'interno delle comunità, e quindi per questo è stata aperta la locanda dei Buoni e Cattivi, un'impresa sociale con bed and breakfast e ristorante dove i ragazzi e le mamme possono trovare un'opportunità di riscatto lavorando in questo settore. Vi invitiamo infatti anche alla locanda perché insomma, si mangia benissimo e le persone che ci lavorano sono insomma di una cortesia e di una gentilezza amorevoli. Ecco, da Domus de Luna è riuscita anche a ristrutturare un vecchio edificio, un vecchio mercato, l'Ex-Me, dove appunto si terranno questi seminari, è riuscita a darlo poi in mano, diciamo, ai giovani, perché ci sono le sale prove, io l'ho visto, è davvero un posto creativo, insomma. Sì, i bambini e i ragazzi possono partecipare ai vari laboratori che si tengono insomma tutti i giorni all'Ex-Me, quindi canto, riciclo artistico, musica e inoltre insomma i ragazzi si esercitano con l'uso delle telecamere, degli impianti insomma di video audioregistrazione. Ecco, dottoressa Giglio, la fermo perché siamo in chiusura. Io volevo fare un appello, approfitto della sua presenza per fare un appello a tutti coloro che vengono a conoscenza di abusi sui minori, violenza sui minori, denunciate questi adulti, queste persone che insomma malvagie a dire poco, e facciamoci noi stessi protagonisti e tutori delle nuove generazioni. Sì, è importante sicuramente segnalare sia per il minore, però ripeto, queste persone malvagie che compiono abuso probabilmente hanno a loro volta una storia tristissima alle spalle, quindi hanno bisogno di essere aiutate e curate, solo così il fenomeno può essere in qualche modo arginato. Quindi vicini di casa, amici, parenti e conoscenti, non lasciate che questi atti e questi minori rimangano da soli. Bene, si chiude qua il nostro notiziario di oggi, buona giornata, grazie dottoressa di essere stata con noi. Grazie a te.